a tutti gli amici degli agenti 0010. Questo è un video appello rivolto a tutti i cittadini di Serramanna e delle zone limitrofe per chiedervi di aiutare la figlia del signor Giancarlo Frongia a ritrovare il suo amato cagnolino. Il signor Giancarlo è rimasto vittima di un gravissimo incidente avvenuto nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a causa dello scoppio di una bombola. È stato ricoverato a Sassari, al centro Ustioni, e nonostante la gravità delle ferite, la sua unica preoccupazione è stata quella dei cani, perché ancora non sa che uno dei suoi 3 cani non è stato ritrovato. Gli altri sono accuditi dalla figlia e la figlia sta cercando disperatamente quest'altro cagnolino che manca all'appello, che sicuramente è scappato dopo lo scoppio. Il cagnolino si chiama Sbillo, è un meticcio di taglia piccola e lo potete vedere nella foto che sta andando in questo momento. È stato avvistato l'ultima volta in via Cagliari a Serramanna, dopodiché non è stato più avvistato da nessuno. Allora vi prego, amici, aprite gli occhi, guardatevi intorno e se vedete un cagnolino che si aggira sicuramente spaventato, non si sa se è ferito o meno, chiamate immediatamente il numero che vedete in sovraimpressione e aiutate la figlia del signor Giancarlo a riportare a casa il cagnolino in modo tale da tranquillizzare anche il padre che è ancora in ospedale. Grazie e sono sicura che possiamo contare su di voi. Grazie, ciao!